Siamo con mister Diego Bortoluzzi al termine della partita conclusasi per 0-2 a favore del Vittorio Veneto contro la Roma Calcio Femminile, una partita arrivata dopo una lunga trasferta e una partita diciamo sofferta. Sì, sofferta perché al contrario della prima partita abbiamo fatto meglio nel primo tempo che nel secondo, e per cui non abbiamo forse fatto tutto quello che potevamo fare nel primo tempo. Poi nel secondo abbiamo sofferto, abbiamo avuto anche un po' di fortuna, però abbiamo anche costruito delle buone occasioni in ripartenza per chiudere prima la partita e non l'abbiamo fatto, però abbiamo saputo soffrire, quindi questa è una gran bella cosa per la squadra. Quindi come dicevi tu, nel secondo tempo la Roma è uscita meglio del Vittorio Veneto, però proprio al 90° siete riusciti ad andare sul 2-0 grazie ad un gol di Piai. Forse una delle cose migliori di questa partita? Beh sì, nel secondo tempo abbiamo sofferto parecchio perché loro avevano un ritmo diverso rispetto al primo tempo, erano molto più aggressive e anche molto più fallose, cosa che dobbiamo imparare a essere un pochino anche noi in qualche momento. Dico sia aggressive che fallose, perché qualche volta bisogna anche usare certi mezzi per spezzare un pochino il ritmo, soprattutto quando le avversarie prendono un pochino in mano la partita, però non abbiamo mai perso la testa. Sicuramente dovevamo giocare meglio dal punto di vista del possesso palla. Abbiamo commesso l'errore secondo me di liberarci del pallone prima possibile. Avevo chiesto a loro di non rischiare, piuttosto di spazzare invece di prendersi rischi inutili, però abbiamo un pochino esagerato, quindi sappiamo che possiamo fare meglio dal punto di vista della gestione della palla, sia nel primo tempo che nel secondo, perché nel primo tempo con una migliore gestione della palla potevamo arrivare in porta più volte, nel secondo con una migliore gestione potevamo evitarci qualche problemino in più, però non si può chiedere troppo, abbiamo vinto e è già tanto. E un'altra nota positiva sicuramente la difesa con una linea a 3 più i due terzini Mantovani e Furlan. Ma sì, penso che le caratteristiche della squadra siano queste. Abbiamo un'ottima solidità difensiva che è data non solo dalla bravura di quelle dietro, ma anche dall'aiuto che danno i centrocampisti e gli attaccanti in fase difensiva. Dobbiamo migliorare in certi aspetti anche da quel punto di vista, perché sappiamo di essere bravi dietro e quindi non bisogna lasciare troppo spazio alle avversarie, perché dopo quando cominci a soffrire e farti schiacciare un pochino troppo tutte le squadre ti mettono in difficoltà, però prestazione assolutamente positiva. Siamo qui con Monica Furlan, il numero 20 del Permac Vittorio Veneto. Oggi per lei una grande prestazione condita dall'assist per il vantaggio rossoblu di Valentina Foltran. Sì, ho messo la palla, la Vale è stata brava a crederci e dopo abbiamo giocato, loro hanno contrattaccato diverse volte e il secondo tempo è stato un po' più faticoso e alla fine abbiamo trovato il secondo gol. E diceva il mister che secondo lui riusciresti anche a segnare in questo campionato. La vedo un po' dura, ma vediamo cosa si può fare. Siamo qui con la bomber Natasha Piai, oggi è andata a segno al 90°, facendo concludere la partita sul 2-0. Hai giocato circa 20 minuti di questo secondo tempo e ravvivando anche un po' l'azione dell'attacco rossoblu, che nel secondo tempo era stata un po' più carente. Sì, per fortuna sono riuscita a fare il 2-0 e sarebbe stato meglio farlo prima, perché così riuscivamo a gestire meglio la partita. E comunque avevamo giocato a ritmo elevato, quindi ci sta comunque diminuire un attimo il ritmo, e è normale che loro vengano fuori, perché per la voglia di fare gol è normale che ci attacchino. Siamo state brave a difenderci bene e siamo state brave a finalizzare le poche occasioni che siamo riuscite a creare, quindi sicuramente bene. E una nota positiva di questa partita, a parte il tuo gol, come hai visto le tue compagne in questi 90 minuti? Beh, sia oggi che domenica scorsa sinceramente ho visto un gran ritmo,
una gran pressione, una gran voglia di fare, e secondo me se andiamo avanti di questo passo possiamo fare veramente bene. Sicuramente la carica del mister serve, perché in 90 minuti non sta fermo un secondo in panchina, penso, e secondo me questo ci aiuta a stare sempre sul pezzo in partita, quindi secondo me questa è sicuramente una nota positiva per noi.